Ci sto provando, ragazzi, ci sto provando, non è semplice. Perché secondo più settaggi, se proviamo questo, se non va neanche questo, ne proviamo un altro. L'ha subito visto che cioè, come si dice, dalla presentazione, ho subito visto che c'erano dei problemi, quindi quando c'è stato il video. Ci sto provando, ragazzi, un attimo di pazienza però, perché non è proprio semplicissimo. Mo vediamo, insomma, dai. Vediamo se riusciamo a fare a sistemare. Non capisco sinceramente il perché, come si dice, c'è questo problema qua. Non mi dà nessun. Di solito mi dava dei segnali quando magari la live dava problemi. Boh, adesso vediamo, dai. Ciao. Allora. Comunque sono contenti del pareggio. Annuncio calciatore dell'anno, sarà una leggenda, chi lo sa. Infatti, Diego Armando Maradona. Abbiamo perso tutti i nostri utenti, pianco. Eravamo in 35. Ok. Su, vediamo in qualche modo facciamo, non preoccupatevi, ragazzi. Cos'è? Che figata. Ma qua arriva Crondelli o no? Ok. Perfetto. E ci prendiamo anche Viviano. A posto, mercato completato. No, cazzo. Merda. Dai, non farlo stupido. Che ha. Se non ce la farò mai così. Beh. A questo punto vendiamo quello più costoso. No, Modulo no, Marino, Molinaro no, Mazzoletti. Recoba mi offrono 198 milioni. Ok. Non so se abbiamo i soldi per prendere Viviano. Yes, ok, siamo a posto, mercato completato. Adesso vendiamo gli ultimi giocatori che possiamo. Allora, Modulo no, Cremonesi. Però Cremonesi ci serve come riserva. Ok, dai, se c'è un po' di soldi, mancano 2 ore, facciamo l'ultimo, quello che si può dare più soldini. Ok. Veramente non abbiamo soldi per gli ingaggi, però. Purtroppo. Vabbè. Finisce il calciomercato. E adesso vediamo come va così. Se no, teniamo questa impostazione.
Overmars dall'Arsenal al PSG, ragazzi. Incredible. Bel colpo del PSG, ragazzi. Arriva Mark Overmars. Speriamo ritornino un po' quelli che c'erano prima, perché eravamo in parecchi. Peccato, eravamo in 35. Ok, allora, gli ultimi cambi. Crondelli. Beh, aveva una squadra, doveva assolutamente fare la promozione, assolutamente. E mettiamo Lolo, sottolineiamo il portiere che tanto, insomma. Ok. Perfetto ragazzi, siamo pronti per dominare il mondo. Ok, divisa, però mettiamo... No. Ok. Siamo contro Gattusino, ragazzi, siamo contro Gattusino. Adesso vediamo. Se non va così, cercherò di trovare un altro modo, ragazzi. Non preoccupate, la prima live dopo tanto, diciamo seria, quindi ci sta. E comunque penso di far live anche al pomeriggio, ve lo dico. Ah, non ho cambiato il tempo della partita. Adesso guardiamo, speriamo bene. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Guardate la maglietta però ragazzi. Allora, qua va, bisogna capire mentre in game. Dalle previsioni, io ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti. Sto guardando un attimo, guardo... niente da fare. Quando si gioca... È certamente un'accoglienza degna. No, sembra meglio però, dai, sembra meglio. Mi sembra molto meglio. L'arbitro ha già dato via cronometro. Meglio, vero ragazzi? Io vedo molto meglio adesso, Ottimo, yes! Praticamente ho cambiato il posto di mettere la live a 60, l'ho messa a 30. A 30 di frame, ok. Vaffancuore. Adesso sì, adesso le vinciamo tutte. Recoba, Mikel. Edigno, Leiman nero. Il Zucco mi gasa perché sbaglia con la porta vuota. Zuccolini subito. Adesso c'è la grinta del frame giusto. No, ma no, Recoba di testa, deve andare veneziano di testa. Siamo contro la prima leggenda, ragazzi. Gennaro, Ivan, Michelotto. Camporese. No, non ci credo, la spiazzata della vita. Comunque, veramente oh, è pazzesco, sto giocando ai mondiali impossibili. È diverso comunque in master, Dai, con calma, cominceremo a far bene. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo sì, dalla ok. porta. Ho solo 50, secondo me il problema è il 51 che ho cambiato troppi giocatori forse. Edigno. Recoba. Mamma mia. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Il passaggio filtrante da manuale ha mostrato grande precisione. Ragazzi, però adesso ho bisogno di supporto, perché se no andiamo in Serie A è finita. Crondelli. Camporese. Il Zucco. Ottimo intervento. Incredibile, inizio scioccante. Dai. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Ragazzi, per piacere, davvero. Ho bisogno del vostro supporto, eccolo qua, Eyman. È proprio Eyman, ragazzi, è proprio Eyman, ha proprio la pelle di Eyman. E cerchiamo proprio di non perdere subito. C'è la palla lunga in avanti. Dobbiamo trovare un po' l'intesa, ragazzi, ci sta. Secondo me ho cambiato un po' troppo. E questo lo paghi. Calaiò. Mamma mia. Grande Viviano. Si esprime in un buon intervento. Il portiere ha risposto presente
intervento pregevole. Pregevole. Occhio! Salta e colpisce di testa. Mamma mia, mamma Un po' mia. sfortunato qui, però il pallone Ma Michelotto, ma non dimmi così, ma siete venuti qua per buttarmi giù di morale. Fabio, ci Questa riproviamo. deve essere la consacrazione, la Serie A. Diretta voglio, come il Benevento. prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Comunque domani ci saranno i mondiali impossibili, eh. Attenzione Zucco. Vai Zucco, distendiamoci. Distensione, veneziano. Recoba. Capezzi, e con questa la palla. poteva Il finire Zucco in comunque modo ovunque, davvero onnipresente diverso, Zucco. bella. Calaio è stato provvidenziale. Ha fatto Modulo, grande modulo, abate. l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Ignazio. Finisce il primo tempo. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono. Lo so Mauri. Dai, ne abbiamo fatte parecchie, visto che le abbiamo fatte tutte qua praticamente. Fino adesso non è andata. Oh, le braccine. Non c'è alcuna ragione. Ecco Tonio, l'uomo più muscoloso del mondo. Recoba. Il direttore di gara ha dato Il via Zucco, il alla migliore in campo seconda assolutamente. versione. Zuccolini, come sempre. L'uomo che sbaligò la porta vuota. Non deve innervosire. Ma è comunque il migliore in campo, bel Citarsi segno avanti ragazzi. in modo scomposto. Modulo. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Igna. Attenzione, bellissimo per Edigno. È proprio come Eyman, ma bellissimo però. Edigno mi sta gasando, il Zucco. Crondelli. Missile di Crondelli. Penso che sia stato troppo delicato Tiro di per tentare merda. una conclusione da quella posizione. Ah, sei da un'ora, non ti ho proprio visto, vecchio, scusami. Scusami, vecchietto. La stiamo giocando noi, ma... Grande Michel. Questa squadra però non possiamo fallire, la promozione. Ottima accelerazione Molinaro. a sinistra. Come potranno sfruttare Vai Recoba, il Cino Recoba, vai Recobino. Vai Recobino, vai Recobino per Veneziano. Traversone in arrivo. Mamma mia, niente, ci manca qualcosa, ma c'è potenziale, raga, C'è potenziale. Venezia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Guarda, purtroppo il problema è la difesa, che è una roba scandalosa. Molinaro. Crondelli. È Edigno. davvero una bella serie di passaggi questa. Pallone Veneziano, che intercettato comunque non è tempestivamente. fortissimo, è abbastanza L'azione lento potrebbe anche. diventare Vedere anche gli pericolosa. allenamenti, cavolo, la Mostrano primavera. un buon controllo del gioco. Però devo farle durare di più le partite, Recentemente hanno incassato molti gol verso la metà della ripresa. Veneziano, Recoba. Tradizione. Attenzione ancora, stiamo giocando bene, raga, cioè... Molinaro. Devo prendere un po' le misure. E mezzo. Concord Sidoti. Ci vuole Concord Sidoti. Crondelli, stiamo giocando, Palla riconquistata immediatamente. Vai Recoba. Palla filtrata per- Vai Recoba, col tuo sinistro. Recoba! Mamma mia. Un'occasione davvero sprecata. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Guarda Il suo Dark. sguardo dice tutto. Cerca la profondità. Peccato, purtroppo non riusciamo a segnare. Anticipare l'avversario. Veneziano, prova l'assist, Recoba no di destro però. Il portiere dice di no. Questo è un errore. Incredibile, stiamo giocando benissimo con la maglia bella del mondo, ma non riusciamo a segnare. Ci si deve allungare il minutaggio, assolutamente. Improvvisa, speriamo non sia niente di grave. Non sembra informarsi. Vai Recobino, Recobino. Dello stesso riprese. Di testa! Oh, Baffione, ma che culo! Si incazza, ragazzi. Stiamo dominando! Stiamo dominando! Si domina, ma non si vince. Neanche si pareggia qua. Capezzi. Incredibile. Non che fare i cambi, però purtroppo non ho cambi, quello è il problema. L'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Siamo un po' sfigati. Oh, comincia, sta piovendo intanto! Ma non pioveva prima. Molinaro. E adesso con la pioggia la pareggiamo. Ottimo. Molinaro. Ma Moli è un po' stanco. Vedi avere i vecchiacci? E questo è il problema, che praticamente si ammazzano. Vabbè, sconfitta super immeritata. No problem, ragazzi, sono molto tranquillo con questa squadra qua. È solo le prime partite, ci sta. La squadra ha deluso da diversi punti di vista. Lo so Agi.
Vabbè, tranquilli, non sono minimamente preoccupato perché la squadra sta giocando, insomma, dai. Avremo tanti giocatori nazionali. Vabbè, Recoba sicuramente sarà nazionale. Come 2 partite di sconfitte? Ma l'ho persa l'altra, scusa, no? Vabbè, i vaneggi di PES. Venezia-Benevento, quindi subito con uno squadrone. Ah, aspetta. Allora, prestazioni generali. Durata la partita 8 minuti. Dovrebbe bastare. Poi vediamo allenamento. Ah, però è così l'allenamento, quindi vabbè, non è assolutamente, non è che sia fondamentale. Sì, ho messo 8 minuti, li ho messi. Dai, andiamo a giocare, voglio giocare, cazzo. Allora. Il zucco non è messo bene. Qua abbiamo... Proviamo su... No, eravamo però Firenze, dai. Il resto c'è, bene o male. Molinari diamo un turno di riposo perché mi sembra di capire... Però 52 di quello è il problema. Ecco, lui che al paratore di palle devono sempre cambiare la divisa. Ok. Vai. Contro il male. Grande, Succius è forte, sì. Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sì, si vuole dare mica Mori, Vergottini. Vai. E adesso però deve iniziare la vera stagione. Sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra tesissima partita di pallone. Vedo graficamente è troppo bello, bello, mamma mia, col sole poi... no, Recobino no. Dai. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Nel frattempo la gara è iniziata. Ok, vai. Crondelli. Bel giocatore. Palla nello spazio. Fuori gioco di Recoba. No, niente, è finito il fuorigioco. Il portiere la calcia lontano. Vai Recobino. Bellissimo Idigno che è più grande la palla, ma va bene. Veneziano che si è visto pochissimo. Non mi sono fatto forte, ragazzi, mi sono fatto come sono. Senza ernia però. Abate. Veneziano su! Mamma il cume! Ho rivisto allora Abate però. Inizia lo schema Abate Veneziano. Quasi quasi quei 190. Sì. Idigno. Edigno ancora. Edigno, Veneziano ancora miracolo. Mamma mia. Si esprime in un buon intervento. Si prende Viceva a 2. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Recoba. Mamma mia, Crondelli. No, così però, ecco, questo devo capire come togliere che se schiaccio. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci. Ma no, ma stiamo giocando solo noi. Cioè, prima partita vabbè un attimo così, ma adesso la sconfitta è questa. A cercare il compagno in avanti. Dovrà finire un po' questi miracoli dei portieri. Scodella in avanti. La difesa è che fa un po' paura. Abate. Firenze. Edigno, guardatelo Edigno. Ecco il nostro Gui. Niente gol né da una parte né dall'altra. Vai Felicioli. Non sfruttare la testa comendiana. Bello sto cross. Ma dov'è Concord Sidoti? Dov'è Maurizio Michelotto che va con le bambine? L'azione poteva diventare davvero pericolosa. La appoggia sulla fascia. L'allenatore non può come Recoba si sta svalutando. Impossibile tirare in queste condizioni. Grande Ludovico. Hanno intrappolato. Crisi nera, crisi mistica per Recoba.
Gioca una palla lunga. Obi. Modulo. Modulo. Edigno. Edigno la perde. Letizia. Poco più di 15 minuti di riposo. Ancora 15 i minuti di gioco. Il Benevento ha conquistato 4 punti in 2 giornate, una vittoria e un pareggio. Ma Benevento, ragazzi, squadra da battere, cioè... soddisfacente. Hanno messo in vetrina il loro buon gioco. Edigno è velocissimo, sì, diciamo non è tanto, non è tecnico al massimo, però mi serviva un giocatore così. Lancio lungo del portiere. Cioè, si è un po' stabilizzata la partita. Coda. Cerca lo spunto. La mette sulla sinistra. Per la difesa è il problema. Guarda che roba, cioè abbiamo una difesa che è peggio di San Marino e Bangladesh, cioè. Vale come un gol. Ok. C'è l'opportunità. Vai Cume, si distende veneziano, ma non deve fare questo il Cume. Infatti i passaggi sono scandaloso. Bravo Firenze. Mettila in mezzo bene. Recoba di testa ancora il portiere. Sì, però recoba di testa fa ridere già così. Edigno. La prende piena. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Ma dove sono le leggende del Benevento? Ma perché Michelotto è così? Ma perché esiste Mauri? Edigno. Ora fuori gioco. No, ma è incredibile. It's incredible. Cioè, stiamo dominando. L'estremo difensore la calcia lunga. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. I 20 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Primo tempo dominato, ma non riusciamo a portarla a casa. Stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non riusciamo a portarla a casa, ragazzi. Il finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così... Incredibile, sì, se continuiamo così. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. E iniziano i secondi 45 minuti. Dai Fioi, dai. Venezia ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Sì, certo, comunque non va. Non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere. Ancora Firenze, gioca bene Firenze. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Palla filtrante per Recoba. Veramente ha ragione Agi, Recoba 198 andava venduto. Ma va bene. Ottima pressione la sua. Fallo inesistente. Il Benevento al calcio di punizione. Lo so Mauri, lo so, solo che non riusciamo a vincere e ho bisogno del tifo, quello proprio sconsiderato. Di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. Edigno. La carica agonistica va bene, Crondelli. non deve esagerare. Vai Recoba, questa è una buona azione se non facciamo cappelle. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Niente da fare. Il Benevento ha raccolto uno spettacolare pareggio nell'ultima combattuta. Spettacolare? 2-2 il risultato finale. Firenze, migliore dei nostri. Veneziano, Edigno. Può colpire. È veloce, ma... Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Aspetta, perché non ho che visto Edigno, eh? No, cos'è? Destro, ok. Allora, la squadra c'è, non so veramente che cambi fare, perché la squadra è in forma, raga. Cioè, non so cosa dire, sinceramente, non capisco, ma ci manca solo il gol. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Crondelli. Grazie che l'avete visto perché comunque va benissimo per la Serie B, eh. Prova la verticalizzazione. Mi ricordo l'infortunio di Crondelli, madonna. Semifinali d'Europa League. No, il primo T. No, vabbè ragazzi. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente. No, è pazzesco, non ho parole. Non ho parole. Comincia bene. Coda con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Si comincia bene.
Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Oddio Una cane. rete di vantaggio a questo punto è interessante. Adesso Devono scegliere metto se Zigoni se ce l'ho continuare a giocare ancora. come se non fosse cambiato E nulla. segna Zigoni. No, è incredibile, Fiori, cioè. Incredibile. Da lì può concludere. Ah, ma non passo, Deli! Crondelli e gol! Crondelli la pareggia! E vaffancuore! Doveva solo spingerlo e un gol facile. Finalmente Crondelli l'ha messa. Farsi trovare al posto giusto. Togliamo Recoba che è morto. Allora. No, mettiamo Longo. Si prende a capitano Longo. Veneziano ancora presto. Mettiamo Modulo che... Oi. Perfetto. Grandi Fiori. Mostra il tabellone luminoso. Non lo so Mauri, non lo so. Chi scende. Però intanto Crondelli l'ha messa. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono Esce Recoba, mister 198 milioni. Ah, ma adesso me lo immagino già Agi. Me lo immagino già adesso il beffardo Agi che protesta, che vuole avere la cessione di Recoba. Coda. Michel. Ora Michel Forza. comunque è utilissimo in mediana. Firenze. Guarda Guarda Digno! È Digno! Splendida azione. Niente, non c'è niente da fare. Spazza il più lontano possibile. Gol di Cro- E ora vediamo se riusciranno ad No, lungo, ho sbagliato, vabbè. Crondelli, missile! Terra cacchio. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. La conclusione è alta sopra Però la mi media mancano le distanza, ravone del questo tiro Tonio, che madonna parte il del suo Tonio, repertorio. ragazzi. Ve lo dico, l'uomo più magro del mondo. Comunque giochiamo benissimo, sono soddisfatto. Tocco preciso. Vai Longo. Firenze. Mostrano un... Attenzione al tiro. Ah, peccato. Conclusione sul fondo. Si incazza il mister, ha ragione, perché veramente stiamo producendo occasioni a manetta. Solo che noi prendiamo troppo, cioè noi sappiamo, gol ne prenderemo, perché comunque la difesa che abbiamo era cioccolatai. Lanciare l'azione per il ritorno. Però Lungo passaggio in avanti. dobbiamo segnare di più, abbiamo Veneziano Recoba in attacco, miseriacciola. Recuperano il possesso Grande del Michel. pallone. Crondelli è morto, la morte di Deli. Sau. Michel riconquista la palla. Buon lancio. Scatta verso il pallone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per 3 minuti, segnare rischiamo questo bonus. 2 punti in 3 partite, non era un bottino strepitoso. Grande Attenzione occasione. Longo. Veneziano! È un grande riflesso qui. Non c'è niente da fare, non ce ne va una giusta. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno il portiere, c'è il Benevento ragazzi, al nuovo Essere spietati quando è il momento. Buffon. Altrimenti Crondelli, si possono iniziare Crondelli a giro. Ma cioè, le abbiamo provate veramente tutte. Aspetta il tiratore, mettiamo Crondelli. Dai, a Veneziani ci abbracciamo, dai! Ci Ma, mette la pezza. Ecco il tiro. ma no, devo passarla! Tiro del tutto fuori bersaglio. Cioè, manca solo la vittoria, perché stiamo giocando un calcio bailado. Vabbè, 1-1 ancora. Finisce così. Non c'è 2 più punti in tempo. 3 partite, Nessuno non è un riuscito buon a trovare bottino, questo però... calcio. È vero. Non sono Vabbè, riuscito sono a sulle prime partite, imprevedibile PES. No, vabbè, ma sinceramente, però abbiamo visto nei mondiali, cioè non capisco il perché, sinceramente. Beh, la classifica è meglio non guardarla. In questo caso è solo colpa che veramente non entrano i gol, cioè le altre volte erano 0-0, noiosissimi, quindi non si segnava mai nessuno. Capitolo, che cazzo è sta roba, non si sa. No. Vai. Siamo contro il Livorno. Abate è morto. Ok. Firenze mi è piaciuto molto, lo teniamo.
Molinaro, vabbè. E andiamo così. Questa la vinciamo, ragazzi, ve lo assicuro. Sì, sì, Gasperini, sono convinto che sia così assolutamente. Sono tranquillo perché di solito si partiva veramente con... Si partiva malissimo con pareggi 0-0, nessun tiro. A Rapetulla. I veneziani tifosi chiedono l'esonero. Siamo in 36 comunque ancora, mamma mia, veramente pazzesco. Ringrazio ancora Guy, Curti, sì Guy, scusate, Agi, Curti, per la donazione, Buonasera a veramente tutti e troppo troppo benvenuti a chi buoni. ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti Vai, intimidire subito dalle cuore, previsioni la e ho la squadra è già in sensazione che difficoltà. vivranno una serata di grandi emozioni, No, di quelle che Meneghetto, no. solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Devo capire Che come colpo di segnare, saggio. in parole povere. Sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara iniziata, Molinaro. siamo già nel vivo dell'azione. Calma, calma, perché è diverso, comunque mi rendo conto una Viani, cosa, che è molto diverso in live rispetto a Morganella, un video. Cioè, è proprio una Mazzeo. differenza, hai la testa comunque più concentrata in un video, nella live hai i commenti, Si fa male hai i sull'attento managgi e che si sventa spippettano, un'azione queste cose qua non è rischiuta. facile. Ora Ricoba. Qui può partire il Vai contropiede. Recobino. Ma perché è scappato? L'estremo difensore la Adesso caccia lunga. concentrazione, Hobby Mikel è sempre sua. Edigno. La gioca in profondità. Veneziano, la mette in mezzo ma male. Io voglio Ventura. Morganella. Morganella. Tutte e due le squadre sembrano aver deciso di non prendere rischi per ora. Se basta sistemare Scappa alcune. verso il È pallone. proprio l'intesa il problema. Secondo me è proprio l'intesa, Ottima perché anche le squadre pressione più sul scarse di mondiali pallone impossibili recuperato. comunque avevano un'intesa, mi sembra, superiore a 52. Questo secondo me fa tutto, ragazzi. Per quello si parte così. Molinaro, di forza. Crondeli, Camporese. Gioca una palla lunga. Vai Digno. Riceve in ottima posizione. Momento un po' Vai concitato della Firenzone, vai partita. Le Firenzone. squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Non ho abili crossatori Qualche però, neanche protesta, neanche ma calcio l'ultima tocca d'angolo. dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Ah, lo sapevo, le polemiche Brava di la Agi, deviazione con il del lancio mitico lungo. Agi. Scodella in avanti. Guarda, se ci danno una Mazzeo. punizione, lo proviamo su punizione. Ah, Sarà rimessa peccato. laterale, il pallone è uscito. Occhio a cross. Stiamo Morganella. giocando un po' meno bene rispetto a prima, però Mazzeo. Bel gesto tecnico. Rizzo sul dobbiamo pallone. sbloccarci con la prima vittoria. Digno comunque fa il suo. Mazzeo aveva pescato magnificamente il compagno. Dai Recobino. Rizzo perde l'attimo Veneziano, per buon calciare e passaggio. l'azione sfuma. Stanno cercando di non subire gol nel bel mezzo del Lakicevic. primo tempo, cosa che si è verificata un po' troppo spesso nelle scorse partite. Scodella il cross. Niente da fare. Crondeli. Manca sempre qualcosa. L'Inter fa tutto falso per prendere Recova. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Dai però. C'è il lancio lungo. Roba nostra. Lakicevic. Dobbiamo stare tranquilli. Michel. Edigno. È davvero una bella serie di passaggi questa. Vediamo se Veneziano. può concretizzare. Recoba. Grande chance. Recoba. Niente, Recoba proprio non vuole. No, ma compriamo Sheva e mettiamo Recoba trequartista. Stojan. Va Azione bene, clamorosa, fallo. nessun dubbio. Pazzesco, pazzesco. Siamo sempre lì a fare gol, ma succede sempre qualcosa. Marsura.
Brava, Michel comunque è un muro, Michelotto. Michel recupera un pallone importante. Pericolo Occhio in ragazzi, area. Palla bravo. intercettata. Prova a velocizzare il gioco con la Vai verticalizzazione. Recobino. Edigno. Può andare. Occhio al tiro. Il portiere dice Niente, di no, non va. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Però Michelotto un po' più di... ho capito cosa vuoi dire, ti amo, però un po' più di positività. Cambia il messaggio e vedrai che vinciamo. Lo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Dai. Vai Maurizio, io ti voglio bene, ti amo, però non portiamo negatività. Cioè, le azioni ci sono, ripeto, non mi sembra minimamente uguale al solito. Ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Diamo fastidio. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Dopo l'intervallo sono sicuro che le Veneziano ci ha provato, calcio d'angolo. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione interessante. un passaggio filtrante da manuale. Che è successo? Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Nessuno arriva sul cross. Mi sembra strano perché Firenze. ho la connessione più veloce, ho la fibra velocissima, raga. Fisico, e con questo Penso il sia un pallone. problema mio, anche perché non ho nessun messaggio. Marsura. Dai però ragazzi. Rizzo. Marsura. Cross di Marsura. Pericolo. Sono Poccetti. Il portiere Mamma si mia. oppone. Che parata, certo non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Io vedo benissimo adesso però la live, ragazzi, non ho nessun problema. Forse nemmeno i suoi compagni. Io però vedo bene e non vedo neanche a scatti. Prima lo vedevo a scatti quando... Mamma mia. Quando c'era il problema che ho sistemato, ma se vedo perfetto. Provate ad avviare la live. Elegante. Cioè, ragazzi, io scarico su Steam, scarico 20 mega al secondo su Steam, che di solito si scarica pochissimo. Quindi insomma, Cerca lo spunto. Pronto al tiro. vado a 100 e passa, Se su quel tiro 150 fosse su stato tutti nello specchio, avrebbe creato i seri test, problemi al quindi portiere. Gli è mancato un pizzico di fortuna. penso sicuramente non può essere un problema di linea mia. Raccoglie il rinvio e fa sulla palla. Prova a verticalizzare. Conclusione. La toglie dalla Vedi, porta. adesso mi sono anche distratto, cazzo. Vara. Passaggio intercettato. Mi dovete ricaricare, ragazzi. Viviani, il suo bel tiro. E colpisce il palo. Silenzio stampa, ragazzi. Mamma mia, mi sono distratto 5 minuti, ciao. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. Sì, no, ma va bene, raga, va bene. La formazione. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Mamma mia che culo, raga. Però a posto di... Cioè, supportate il cume perché siamo veramente in difficoltà adesso, eh. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità. Se non o vinciamo addirittura neanche nel questa loro comincia a controllo. essere preoccupante. Il portiere la spedisce su. E sono sicuro che è l'intesa. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Facciamo dei cambi, va. Allora. Edinho è stanco, mettiamo... Per provare Aramu e Zigoni per Veneziano che mi ha veramente deluso. Mazzeo! Niente da fare. Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. A 70 e ciao allora. Che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Mazzeo, Crisi nera, ragazzi, altro che pareggi. Qua di gol ne vediamo anche troppi, però degli avversari. E il risultato si sblocca 1-0. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma Firenze! No! Che bello, no! quel gol sembra averli svegliati. Prepariamoci una fase interessante della partita. Lo so, Lorenzo, devo riabituarmi. C'è la palla lunga in avanti.
si ricominciano, e Mazzeo. cominciano le sofferenze. Vedi, non devo fare ste robe. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, Vabbè, pur senza cioè la sbilanciarsi promozione la troppo. devo fare il primo anno, se no mi esonerano. Pallone lungo in verticale. L'avversario ha avuto la meglio. Brignola prova a spingere sulla corsia di destra. La difesa adesso sta lavorando da un po' fare. meglio. Purtroppo pago una difesa scarsa che non riesco a segnare, cioè sbaglio E l'impossibile, l'arbitro pone un calcio di fallo. punizione a seguito del fallo. Vardio. L'appoggio Vabbè, il primo sulla fascia. anno non ce ne deve fregare molto il primo anno, cioè voglio la promozione, siamo alla quarta partita, ragazzi. Difesa molto distratta in questa Zigoni. occasione. Non possono Bella permettersi di Zigoni, ma perdere niente, la concentrazione. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Recoba! incredibile. Molinaro. Recoba. Agile aveva detto vendi Recoba e ti fai lo squadrone. Mazzeo. Se ne va. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. A me mi è bloccata, ragazzi, ripeto, non so cosa. Lo so che ci sta, ragazzi, ho comprato il mondo, ho cambiato la squadra, però Che si chiude con un risultato negativo, credo che l'allenatore non possa essere. ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo, è meglio non guardare la classifica. Mamma mia, raga, che dura. Coppa Italia, quel break. Almeno ci vediamo un po' di leggende, ragazzi. C'è Pirlo, Agi, siamo contro Agi e Boggio. Perfetto. Bella, questa ci divertiamo a prendere le bombe, ma ci divertiamo. Proviamo Aramo. Diamo un turno di riposo a Molinaro, fatalità in forma quando non serve, che bello. No, no, Vacca, che ha Vacca retomare. Qua mettiamo Felicioli. Veneziano lo mettiamo nel secondo tempo. Vedi che sale, mettiamo i giocatori del Venezia, sale, c'è poco da fare. E ok, proviamo così. La tosse. Quando parlo tanto per me è sempre stato così, cioè. Il ranzegheo si dice. Sì, siamo contro Agi, ragazzi. Ce ne andiamo in Lega, però contro Pirlo, Baggio e Agi so cazzi, Scarsino sì. Tonali, vabbè. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Vai, Roby Baggio. Avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera. Se perdiamo con tanti gol il ritorno la simulo, per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere. Vediamo cosa combiniamo in Team Cats. Verso il firmamento di questa splendida ma cosa dici? Ma Caressa si sta drogando malissimo. Nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Roby. Attenzione Agi. Crollo agiano. Il papà di Agi, ragazzi. Siamo il papà del nostro Agi, cacchio. Sarebbe bello un giorno vederli insieme, chissà. Recoba. Recoba, ragazzi, mi sta deludendo. A manetta. Per il momento. Sarà dura fermare sto Brescia, ma Obi Mikel comunque, raga, grande acquisto. Roberto Baggio. Camporese riconquista la palla.
Ok, roba nostra. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Vai Recobino. Sigoni. È lento, è proprio lento Recoba, quello è il problema. Infatti non attaccante, dovrei Il portiere metterlo. la spedisce su. Perché lui è seconda punta, ma forse trequartista è meglio. Troppo, secondo me è lento per fare l'attaccante. Ora Recoba. Però per il Respinge primo anno, tentativo cazzo, pensavo in B dell'avversario. quantomeno di giocarmela tranquillamente. E Palla di nuovo sinceramente con sotto il loro Recobino deve controllo. essere l'uomo veramente in più. Agi. Gastaldello. Si poteva immaginare che questa fosse una partita Grande, tattica. Anentiari ce l'ha con Obiettivamente mi Recoba. aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Allora, firmerei per lo 0-0 a Brescia. Aramu. Riceve in ottima posizione. Zigoni. Vai Zigo, vai Zuco. Vuole Il sfruttare lo Zuco. scatto. Recoba, questo è bello, Zigoni, Zigoni! Tiro. Cioè, cosa posso farci io, ragazzi, se sono scarsi? Cioè, io le azioni le sto facendo, Fioi. L'occasione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Romulo. Cioè, raga, io le azioni le faccio anche belle. Donali. Scodella in avanti. Michel era ben posizionato e intercettato il pallone. Siamo sempre in Spalle. 34 comunque, è Ottima pazzesco. pressione la sua. Palla recuperata. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Raga, qualche consiglio perché, cioè, ho fatto veramente un'azione strepitosa con Recoba e Zigoni, ma dopo Zigoni la... Perché arriva sempre il giocatore Cerca di sbagliato, buscare quella è la compagno col sfiga. filtrante. Recoba Recobino. può prolungare. Niente. Sbroglia la situazione. Crondelli, Crondelli. Dai Recoba, svegliati. Rico, la toglie dalla porta. Stiamo andando avanti con Crondelli, che cacchio. Comunque stiamo facendo soffrire anche il Brescia che in Serie A è a 3 leggende, raga, cioè... parliamoci chiaro. Con questa serie così lunga di passaggi possono Manca correre solo dei il gol. Vinceranno loro sicuramente. Aramu. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Fallo. Romulo, E Remo. Michel, di forza. Vaffanculo. Contrasto irregolare. Sì, lo so, Zigoni, Poretto. Si Recoba veramente. Ma Recoba è così, discontinuo, lo sappiamo. Agi Ah, oh, no, ho sentito qualcosa di bellissimo. si oppone e vince il confronto fisico. Agi. Se segna Agi sono contento. Pirlo, adesso ci fanno più vedere palla. Preferisce il retropassaggio. Lungo passaggio in avanti. Tocco morbido. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Molto. Vabbè, 0-0. Il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuno delle due squadre riuscirà a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Quando ordini il come ti arriva tutto. Perfetta, non ha praticamente Però intanto siamo 0-0 con una squadra di A fortissima. davvero molto bene. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Partiti, siamo già nella seconda. Ecco il tiro. No, non ce ne va una giusta. Veneziano si sta cominciando a incazzare dalla panchina perché... Spazio a sufficienza, però, Sì, infatti adesso Recoba faccio dei cambi perché è troppo lento. Troppo lento. Vai. Sì, servono i Rolex forse, me li voglio io il Rolex. Romulo. Tentativo di allungare il gioco. Lunga. Non si è capito con il compagno qui. Nuove energie della panchina. Recoba non dura un quarto. Quello è il problema, lo so. D'altronde devo farla col Venezia, la leggenda del Venezia è Recoba, non c'è Maniero purtroppo. Abate. Poi ci arriva, non so, Luppi, Carnasciali, Iachini. Zuculini.
Valtolina. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scatta verso il Che pallone. noi caliamo molto comunque. Spalek. Abbiamo dopo La dei mette cali dentro. fisiologici della squadra e comunque insomma gente vecchia, gente di Serie B. Ci sta, solo che non Pallone sfruttassimo le lungo in occasioni. verticale. Veneziano, svegliati, però sei tu là, tu sei il cuore della squadra, sei l'unico dello Siamo ben zoccolo oltre la rimasto. metà Tutti della sono andati via partita perché e volevano i l'ancora è miliardi. inchiodato sullo 0-0. Agi è andato a giocare al Grasshoppers. Ah, c'è il Grasshoppers, me lo vedo. Invece Eyman è il Famagosta. Si fa le pippe a Famagosta, che cade così. Recoba. Bravo Recoba! E qualcuno fa una buona cosa, ma non ha la velocità. Quello lo La sappiamo. butta via e fa respirare la difesa. Il come così all'inizio. Guardalini alza la bandierina. Sarà rimessa con Ma Gagliardi, beh, tuta? No, tuta, devo creare. No, devo far tuta. Oh, che sì. Che si è venduta la partita. Che ha segnato quando si era venuta la partita col Bari il Venezia. Sì, potrei crearlo, lo compriamo. Vai Zucco. Scatta verso il pallone. Bravo Zucco. Abate. Abate. La mette in mezzo. Non ci Ancora credo. le spinte del Oh, portiere. veneziano in fuorigioco come la Guardalini classica pippa alza la obesa, ma bandierina no. fuori gioco. Siamo in 38, raga, i pazzi. Allora. Il Zucco. Vai, proviamo il Digno seconda punta, proviamolo, chi se ne frega. Ultimi controlli a bordo campo. È bravissimo, Sidoti. Sale in cattedra. Equipa sotto la doccia. Stop Si e palla verifica dunque persa. una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Però stiamo giocando benissimo con la squadra di Serie A. Serve solo l'intesa, ragazzi. Un po' di calma, che si creerà col tempo. Ci mette il fisico. Non sono mai partito così bene a livello di gioco. Il problema è Recobas. Recoba è lui che deve essere l'arma in più. Invece stanno giocando bene Crondelli, il buon Sicuri in fase di palleggio. il buon Michel. Bravo Viviano. Ciao Danilo. Male stomaco. Alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Sì, ma vincono loro dopo, il golletto lo fanno. Ma c'è Bodelli, Balotelli. Ah, madonna, Agi, peggio. È il fenomeno, ce l'abbiamo noi. L'unico Agi che conosco è solo il nostro, cazzo, che è bello come il sole. Lui e la sua Georgina, belli come il sole. Sì, è vero, concordo. Basta una prodezza a loro. Ho fatto un po' di prove, ma il Coba trequartista mi ha convinto ancora meno per il momento. Ecco Bodelli, Balotelli. Qui marcatura asfissiante. Agi cerca la profondità. Entra la quinta leggenda, il Bari. Firenze. Mamma mia, Firenze. Anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. No, Recobino a tre quarti è ancora peggio comunque, per adesso. Veneziano. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Se Veneziano comincia con le entrate kill, sta nervosendo, il Cume non segna. Agi 5 minuti ancora sul cronometro. Attenzione a Pirlo, no. Eccolo là, e ci ha punito come previsto la leggenda. Mamma mia, Agi. Niente da fare, non ce ne va una giusta. Secondo me non è riuscito a vedere la partita. Sì, ma ci sarà una live con Discord acceso, tranquilli. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. No, ma è pazzesco, cioè, siamo solo sfortunati in sto momento. Ottimo il fraseggio. Cosa posso fare di più? Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ci ha fatto un gol, Agi, attenzione cappellata, no. Tutte così le stiamo perdendo, raga. Però è colpa nostra che ci mangiamo l'impossibile. E dopo la paghi, che è così. Recupero del recupero. Firenze è partita oscena oggi. Gioca con un pallone lungo. Sicuro qui l'intervento del portiere. L'arbitro dice che può bastare.
ritorno giocheranno in casa, questo può essere un vantaggio. Certo devono cambiare passo, atteggiamento e personalità. Vabbè. No, Guardiola al Barça. Mamma mia, che inizio difficilotto. Era atroce. Cosa facciamo? La simuliamo o la giochiamo? Scegliete voi. Perché mi ha un po' nervosito la sconfitta. Spessato un messaggio intanto. Tentiamo l'impresa, gioca. Sì, ma tattiche, cosa posso fare, ragazzi? Le tattiche quelle sono, cioè, non è che ho tante alternative. Ecco, beh, è morto, devo cambiarlo. Mettiamo longo. Mettiamo Aramu. Al posto di modulo proviamo Cremonesi. Lo so che ho due punte lente, ma ti do ragione su questo. Ma il problema è che non avevo soldi per comprare altri giocatori. Questo è il discorso. Ma sulle avanzate ho messo, cosa ho messo sulle avanzate? Ho messo qualcosa, ma insomma, non è che si possa fare chissà tanto, ma sinceramente non mi sembra che la squadra stia andando male come gioco. Il problema è che prendiamo un tiro, un gol e ci mangiamo l'impossibile, cioè. Questa è una di quelle giornate in cui Sì, purtroppo Mago, non si vai. può fare affidamento sul tempo. La cosa Ho messo la bianca che mi piace di più oggi. Oggi vinciamo con la bianca. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo Aramu. certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato Bisogna ingranare con qualche gol. Se vediamo senza Recoba come gioca la squadra. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Sì, Pierluigi Penzo, ragazzi, stadio più vecchio d'Italia. Siamo già nel vivo Abate, abate, abate. Scodella il cross. Loi. Agi. Prova a verticalizzare. Quando sento Agi mi emoziono. Baggio. Fa fatica con la gloriosa difesa veneziana. Mostrano un buon controllo del gioco. Riceve il passaggio. Comunque concordo, a gennaio dobbiamo prendere una punta più veloce. Riceve la palla. Questo errore potrebbe essergli fatale. Dai, Fiori, dai. Bisogni. Freccetta su, adesso dopo prova. Una delle due squadre sta dominando nel possesso palla in tutte le zone del campo, ma a quanto pare non basta. Se il Brescia fa girare la palla sono dolori, anche i giocatori che ha a centrocampo. Agi. Palla filtrante per Roberto Baggio. Michel. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Se abbiamo Longo che è un altro, tutti lenti, tutti lenti, mamma mia. Tutti lenti. Agi. Roberto Baggio. Centrocampo sicuramente la parte migliore della squadra comunque. Agi. Camporese. E conquista la palla. Ok. Ottima pressione la sua. Veneziano è un palo lentissimo, mamma mia.
Mamma mia, imballato come pochi, Obi Mikel. Pirlo conosce Alan, se la prende, ragazzi, abbiamo uno squadrone davanti però, Intercetta il passaggio, Bravo pericolo. Camporese, buon difensore. Ai tempi di Michel. Firenze ci credevo tanto in lui. Ottimo il fraseggio. Bravo per Crondelli. E Oh, bellissima! Bellissima, com'è tua questa? Eccolo qua! Eccolo qua! Senza recoba Veneziano segna. Ma guardate la magia di Crondelli! E Veneziano l'ha messa. Bum 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 bum. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici. E siamo pari. Però è chiaro che allora basta un gol e ci eravamo in quel posto. Ma Veneziano l'ha messa. Contro una squadra di Serie A è sempre così. Come vuole i stimoli forti. Come in Serie B non fa un cazzo praticamente. Lui vuole la Serie A. Un solo gol da referto. Boom boom boom. Veneziano l'ha messa. Quando è in area non la sbaglia mai. Però è impressionante. Non fa un cazzo ma quando è in area. Crondelli comunque fenomeno vero. Mamma mia. Crondelli show. Sì, colpa di Alvaro Recoba. Decide di cambiare fascia e adesso prova a cambiare lato. Il Brescia gioca tanto di passaggi, ma ovviamente è anche normale col centrocampo che hanno il trequartista. Cioè. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Brutto intervento. Vabbè, questo è un fallo che non capisco. Giusto, Agi, è vero. Che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Attenti. Mamma mia. Dai, che il Pierluigi Penza sta esplodendo per questo 1-0 col Brescia. Un altro gol e siamo passati. Dai. Però se lo subiamo dobbiamo vincere 3-1. Bisoli. Prova ad andare via con eleganza. Bisoli. Bravo no, fa una bella cosa e poi fa un passaggio, ma non aveva una squadra. Però certi giocatori, povero Venezia. Lo so Jacopo, lo so. È sempre così il Cuneo. Al 70esimo mettiamo Recoba, Sembrano nemmeno la stessa squadra rispetto alla partita d'andata. Sono in un buon momento. Comunque giochiamo bene, c'è poco da fare. Riusciranno a farcela. Anche in difesa, comunque vada, non rischiamo tantissimo, questo è importante. Mi ricordo delle trambate all'inizio con un 3-0, 4-0. Il Venezia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Ok, roba nostra. No. Troppo rischioso. Veneziano, galvanizzato dal gol, prova un cambio gioco che non è proprio nelle sue corde. Mamma mia, per poco però, cagata bresciana. Bisoli. Basterebbe un golletto, basterebbe un golletto. Fase di palleggio. Vuole il lancio filtrato. No, ai. Bellissimo gol, non ho potuto fare niente onestamente. E ora sono di nuovo avanti nel doppio confronto. Bel gol. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Il movimento a liberarsi è stato eccellente. Bel gol, qua potevamo fare poco onestamente. Dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Conducono con una rete in più degli avversari. Ragazzi, siamo con una squadra di Serie A e che giocassimo così con le squadre di Serie B e le vinciamo tutte. Riceve un pallone interessante, la appoggia sulla fascia e passa. Il gol del pareggio preso a freddo poco dopo essere rientrati dagli spogliatoi è stato un brutto colpo. La squadra non Bravo Longo, peccato, non era brutta, Non era per niente brutta. Fuori gioco, ma non era brutta. È finita fuori gioco. Il Venezia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Mamma mia, che squadrazzo. Vai.
L'allenatore stava dando Però istruzioni guardate la maglia, vale sull'inquilino, tutto venuto la il momento maglia, di alterare la Certo che avevamo una formazione. maglia strepitosa, Proveranno a ragazzi, sfruttare nel la velocità del nuovo 98-99. entrato per Una delle mettere più in belle della attenzione gli storia avversari. proprio. Sì, sì, è stato vero, lungo veneziano, mi è piaciuto, assolutamente concordo. Bisoli, Martella, Vabbè, qua che siamo fuori sinceramente non mi interessa molto, Romulo, tanto non è che avevamo vita lunga. Peccato Hagi. proprio perché nel doppio Ci mette il confronto non abbiamo fatto fisico e male. conquista il pallone. Vai Obi Mikel. Recoba può andare avanti, zio Bono. Edinho, Non ha avuto che dire di fortuna con il Edinho, un suo giocatore recepimento in veloce, ma... profondità. L'idea del passaggio Uh! era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto Un assist corretto. almeno, Recoba da fermo! Un assist da fermo, neanche quello, neanche quello. Va bene, va bene. Va bene, Recobino. Pirlo, Hagi, Ndoi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo intervento. Ha Zio visto il Bono. pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Almeno non perdiamola, almeno un pareggio. Pirlo. Va via di forza. Molinaro che conquista la palla. Che guarda l'attacco, guarda com'è Qui dovevano spaccata la finire la partita e squadra, non ce l'hanno mamma fatta. mia. Cioè, quello è il problema. Roberto Baggio. Adesso vedremo cosa nelle tattiche, perché... La Vai difesa Zucco. adesso sta lavorando un po' meglio. Luca, che ne dici? Bravo Possiamo Edinho. considerare chiusa la partita ormai. Edinho, Zucco, bene L'importante è che Crondelli. continuino a crederci. Potrebbero avere ancora qualche occasione. Guarda che sfiga. Guarda, guarda, vari mongoli. Vari mongoli, vari mongoli, vari mongoli. Devono fare molta attenzione Facciamo sui battere a flussi Crondelli, non mi avversari. fido più di Questa squadra Recoba. può contare su giocatori molto abili nel Veneziano. gioco aereo. Il Zucco. Non è Buona fuori occasione per gioco. Abate. Però Abate ha Devono sbagliato. Siamo da cercare di essere Poiret. più concreti se Cosa vogliono possiamo chiedere ad recuperare. Abate? Bisoli. Pirlo. De Sena. Hagi oggi Vabbè, ci ha fatto vedere le sue abilità di abbiamo fatto il assist. possibile comunque. Hagi Il Brescia aveva anche le riserve perché in Coppa Italia direi giocano che quelli di adesso è Serie nel A le recupero del riserve nei primi recupero. turni. Hagi allarga il gioco sulle fasce. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vabbè, ci ho provato Azione ragazzi. sistematica. Usciamo con onore della Team Finiscono Caz con male, un buon finisce pareggio con prima il dell'avventura. Brescia. Finisce in parità, ma questo ovviamente non basta a cancellare la sconfitta dell'andata. Luca, cosa ne pensi di questa doppia sfida? Il risultato dell'andata... Ha preso le bombe il Verona di Camoranesi, eh. Va bene, torniamo a Venezia Cremonese. Sì, peccato sì. Allora, vediamo un attimo qua. Consigliatemi voi a sto punto. Istruzione attacco. A sto punto facciamo possesso palla. Passaggio corto, centro. Facciamo flessibile. Difesa decisa, centrocampo. E qua lo stiamo facendo bene. Istruzioni avanzate. Quindi cosa devo fare? Spiegatemi un attimo. Allora, attacco 1. Michelotto. Cross al centro. Beh, ci sta anche però perché abbiamo la torre, ci sta. Attacco 2. Terzini alti. Difesa 1. Marcatura stretta. No cross. La spara in me è... Ma non capisco se c'è già in pressing, ma...
Vai, facciamo solo l'attacco, la difesa non sta andando male. Però non capisco come posso, cioè, posso dare compiti a ogni giocatore. Ma non mi sembra. Se metti i terzini alti va bene i cross. Allora. Intanto stiamo già aumentando la cosa. Ora attacco 1. Cross al centro, terzini alti. E farei così a sto punto. Ma secondo me cambia poco, nel senso. Ora proviamo che purtroppo Edinho sì da punta. Proviamo così, con un attaccante, con un giocatore più veloce in attacco. Vediamo la forma. Veneziano in super forma, il gol è servito. Longo lo mettiamo nel secondo tempo. Obi Mikel, diamo un turno di riposo. Guarda, Lollo ci fa abbassare, non so di qua, mamma mia. No, devo tenere così, se no veramente straperdiamo. Allenamenti. Ok, dopo lo facciamo. Buonasera a tutti Vai. e benvenuti da quello che Di rabbia, dopo una buona Coppa Italia. L'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie Vediamo al così, supporto perché della Veneziano nostra chiaramente ha bisogno della community. palla sui piedi, Ci sulla aspettiamo una testa. partita interessante in cui per solo Dribbling, altre 20 cose non le sa minuti ancora le condizioni fare. atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto. Recoba trequartista, vediamo la possibilità, però a me non è piaciuto C'è chi molto. prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Nel frattempo la gara è iniziata. Ecco, la Cremonese si può vincere. Ciao Francone. Oddio, grande. Ciao Leccio mio. Prova a metterci piede. Ma no, ma non è mai fallo. L'arbitro è fallo. Striscione, contestazione al Penzo. Brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Contestazione al Penzo. La squadra vuole di più. Pretendono di più i tifosi della squadra. Vediamo, Digno però, secondo me Digno, cioè siamo... io ci provo, i vostri consigli io li provo, però Edinho attaccante, seconda punta e Recoba trequartista. Recoba trequartista può giocare secondo me con un attaccante velocissimo, è proprio il suo ruolo. Vai Zucco, vai Zucco. Ottima progressione, palla al piede. Devo sfruttare anche Veneziano che è in formissima. Abate. Attenzione il Zucco. Tocco preciso. Ottimo dribbling. Recoba. Non è la gara che ci si aspetta. Che botta. Questo vogliamo dare il Cino Recoba. L'arbitro dice che no, serve neanche al fondo. Questo vogliamo da Recobino. Bravo, dai. Dai Zucco, dai Zucco. Bella apertura. Attenzione. Dai, tira. Occhio al tiro. Ed è gol! E si sveglia Recoba! E si sveglia Recoba! E si sveglia Recoba! 1-0! Siamo davanti! Un contropiede portato in maniera perfetta. Recoba con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Mamma mia che gol! Punteggio di 1-0 al referto. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Mamma che gol! Zuccolini. Dai che la squadra c'è adesso. Buon lancio. Riesce ad intercettare. Spazza il più lontano possibile. Ora trequartista l'ha messa ragazzi, Da trequartista l'ha messa. 198 milioni ben spesi.
prolungare in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Dai che adesso Recoba prende fiducia. Il Zuko. Può provare. Ci ho provato, era difficile. Tiro davvero troppo debole. Vai Gini. Prova a verticalizzare. Adesso teniamolo ragazzi, è importante la prima vittoria del Penzo per scacciare la prima crisi. Recoba. Oggi è andato a segno. Zuko, Abate. Un solo gol a referto fino ad ora. Grande Abate. E così siamo evidentemente sull'1-0. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. Roba nostra, bravissimo. Abate. Abate. Dai Abate. Cross in La mette in mezzo, ma non c'è nessuno. Però buono, stiamo giocando bene, dai. E sulla palla i compagni aspettano i traversoni. Recobino. Più di testa un po' così. Dov'era Veneziano non si sa. Però dai, un buon Venezia, un buon Venezia. A me sta piacendo, in tutte le partite mi è piaciuto. Forse mi ha deluso solo... non mi ricordo, la seconda partita mi sembra. Sono finiti i primi 45. Vai, va bene. Squadre negli spogliatoi, il primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45. Va molto bene, raga. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il Vai, centrocampo, Digno, Veneziano. ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni Recoba. degli attaccanti. Recoba veramente sembra in ripresa. Recoba. 1-0 Recoba. fino a Recoba. Recoba! Mamma mia. Questa roba Grande potrebbe Rec. essere di- Veneziano. Ci arriva di nuovo. Toc. 2-0. Micidiale. E hanno voluto un altro, adesso la possono gestire con più. Si è svegliata la pregnata dit. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla Se Recoba ha fatto qua un assolo, cioè perfetto. Tiro buono. Respinta. Cross. Parata. E toc. Guarda come l'ha presa e dopo però tic, ma l'avevamo anche rischiato, però è entrata. Sì, comunque i gol, la soddisfazione di fare gol su PES che su FIFA c'è niente da fare. Non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Michel, dai che stiamo giocando bene. Si fa trovare sul Peccato. territorio e sventa un'azione rischiosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Clayton fa avanzare Nella prossima l'azione, Lega lancio Pro. lungo. Ah, sì, quanto me lo godo. Scodella in avanti. Buono. Ecco Edinho, diciamo, Edinho fa un po' fatica in sto ruolo, si vede. Dai, smentiscimi subito Edinho, smentiscimi subito. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Edinho. Può crossare. E trova bene il Ah, compagno. qua Crondelli ha sbagliato, purtroppo. Cerca il tiro. Mamma Crondelli! Bella parata. Aspetta, uno schema di gioco. Il portiere la stava combinando grossa. Togliamo solo Molinaro perché sennò la gente muore. E Abate. Ok, gli altri mi sembrano messi bene. Grande Crondelli, buon giocatore veramente in questa Serie Toglie B. la palla dalla zona rossa. Crescenzi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tentativo di passaggio lungo. Poco Vai Abate. preciso. Prima di uscire. Ottimo. No, non puoi La spinge in lasciarci. avanti. Vabbè, roba nostra. E invece la salva? No, non la salva. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Vabbè, qua Edinho di testa è dura,
Sono Difesa contento però di ben Recobino e posizionata, Veneziano che Vittorio sono in Aspetti. grande ripresa. Provano a ripartire da dietro. Tenta di scavalcare la mediana. Prova a tirare. Viviano dice di Grande no. Viviano. A me mi dispiace oggi. Comunque una live non... siamo una media di 35 persone, sono proprio contento, Secondo me adesso stiamo un po' bighellonando, Ha la possibilità di andare verso. Può colpire. Viviano dice di no. Ah, E ha male. fallito una buona occasione da gol. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. Due sostituzioni, rapida successione. Ok, roba nostra. Ci mette il fisico e Vai conquista il Veneziano. pallone. Involati. Recobino. Recoba. Recobino. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. Qua non proprio meravigliosa. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Il Zucco. Cerca di sfruttare gli Veneziano. spazi laterali. La butta in mezzo. Bello. Ah, peccato, un bel cross però, è Si fa questo. trovare al posto giusto e allontana. Cercano l'azione veloce. E finalmente si preparano a festeggiare la prima vittoria della stagione. Stai Un po' zitto. tardiva, bisogna dire. Ma questo risultato potrebbe dare una spinta al loro morale e Ah, così aprire lungo, la non un gran strada verso nuovi passaggio. successi. Zuccolini Recova chiaramente la prova a tenuta, cambiare so la quel punto situazione con debole. una Brutto giocata in questa, avanti. che caressa la C'è chiamata. confusione. Meno male. Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Veneziano di testa, le penne tutte lui. Azione fallosa, nessun dubbio. Ah, fallo mio. Grazie. Longo. Cerca Longo la prova a fare un profondità. lancio, ma non è proprio il suo gioco. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cerca la profondità. Dai che è finita. Ottima giocata. Crescenzi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Calcio di punizione. Dai che arriva la prima Posizione vittoria. interessante e manca poco al termine. Perché? No vabbè, pazzesco. Pazzesco. Incornata. Finisce qua, finalmente arriva la vittoria. Recoba e Veneziano L'arbitro dice che può colpiscono bastare. il C'è il cuore. fischio finale. È stata una grande prestazione e l'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive. Buono, dai, almeno un po' d'ossigeno, cacchio. Scusate un attimo. Ok. Abbiamo Pordenone e Venezia. Sì, gran vittoria, sì. Allora, vediamo. Sì, si può fare così, però Edigno lo perdiamo perché Edigno l'ho visto maletto, sinceramente. Ok, vediamo così, che lungo. Serve un attaccante a gennaio, prendiamo un attaccante, dai. Sì, sì, assolutamente Gasperini, assolutamente. Ok, Veneziano però in straforma, Modulo è morto. Mettiamo Cremonesi e andiamo. Vai. Sì, Michelotto, sì. Grande, clean sheet. Sì, veramente. Adesso dobbiamo continuare però.
O vediamo, le proviamo, dai, sulle prime Il partite possiamo sole provare. novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. Proviamo e vediamo. Vediamo se i due in Sotto più un di, bel di cielo overall terzo, cambia con questi tanto. raggi che Proviamo. illuminano lo stadio, si giocherà Nella vita bisogna un'altra provare, ragazzi. tesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Contro l'ex squadra del campo. Che cornice Che di sole, pubblico ragazzi, splendida. mamma mia. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. È un blasone, beh, noi qualcosa, almeno una Coppa Italia l'abbiamo vinta, un terzo posto nella nostra storia. A seguito del fallo. Ciao Nicola Stavesci. Mamma mia, meno male. Almici. Non siamo partiti bene, eh. Numero. Palla verso il centro dell'area. C'è il colpo di testa. Fuori, fuori, bisillabo di Colpo felicità. di testa che si perde sul fondo. Ma certo, certo. Molinaro. Crondelli. Passaggio un po' così del Cron. Certo, abbiamo giocatori comunque che sicuramente avranno dei cali nell'arco della stagione, perché comunque hanno una certa età e ci sta. Camporese. Bravo Campo. La mette in avanti. Però non stiamo giocando bene oggi. Milano dice di no. Ho rischiato il rigore qua, Poteva essere una conclusione decisiva, ma l'estremo Si difensore soffre. ha fatto il suo dovere. Recobino. Cerca un Recobino compagno. per Longo. Vai La Longo. possibilità di Vai andare verso Longo. la porta. La gioca No, all'indietro. là va bene, dai. Zucco. Ora Recoba. Recoba di destro, ci prova. Vabbè, non male. Attenzione del portiere. Si libera della palla ed evita complicazioni. Abate. Ottima difesa. Grande sul Abate. testa. Si libera la grande. Vabbè, il solito cross di Abate, insomma. Attenzione, Recoba! Recoba. Non ci credo. Ed è... No, fuori gioco. Erano i gol del Cume. Recoba che palo, però. Gol non valido, tutto da rifare. Anche se il pubblico si lamenta, è stata una Recoba di decisione destro l'aveva corretta, messa. secondo me. Forse Come un po' veneziano in sono i ritardo, suoi gol, però ma la decisione annullato. giusta. La decisione dell'arbitro Ok, arriva Agi. tardi, ma è sicuramente corretta. E grazie, caro di tutto. L'estremo difensore la calcia lunga. Attenzione Recoba, sbaglia tutto il Pordenone. Con il portiere. Salvati nel Che cazzo però. marcatore. Grande Recoba. E si abbraccia con Veneziano, che bello. Mamma mia quanto ho rischiato però, mamma mia, secondo palo di Alvarone e dopo la mette. Ma che errore la difesa. Recoba, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Tic. Punteggio di 1-0 a referto. E 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Dai che la squadra comincia a girare. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. E trova bene il compagno. Buono. Se ne va. Molinaro. Prova a velocizzare il gioco. con la Longo, mamma verticalizzazione. mia. Qua non me l'aspettavo, se no non la passavo subito. Beh, Caressa, ragazzi. Cioè, so anch'io parlo un po' meno forte perché è un po' Solo gol a tardino. referto, fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Bravo Moli. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Se si sveglia Recoba sono dolori, però, sono dolori per gli avversari. Bravissimo Crondelli. Dai Zucco. Ah, peccato. No. Strizzolo. No, Ecco il lancio alto sulla fascia. Ma chi Sulla è? fascia, è libero. Oddio. Un'opportunità con questo corner. Lo so Agostino, sono stupende. Sì dai, vengo a dare un saluto dopo. No. Dopo il gol siamo un po' appiattiti, però,
Vai lungo. Prova a giocarla in profondità. Veneziano fa il numero. Veneziano fa il numero. Ci mette Però è il lento, fisico Poretto. e conquista il pallone. È lento. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande... Stiamo attenti che sto Pordenone non mi convince, Sto Porde non mi convince. La appoggia sulla fascia. È libero di creare pericolo. Scivolata un po' inutile. Attenzione. Riceve in ottima posizione. Bravissimo. E l'arbitro fischia Cioccolataio la fine di obeso. questa prima frazione di gioco. Si Strizzolo. 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di Comunque ragazzi, volevo dire a quasi fine live che ho aggiunto l'abbonamento se vi volete abbonare. Oltre a vedere il Cume in condizioni particolari, ci sarà anche la possibilità 1-0 e siamo nell'intervallo. di avere Tori per una serata. Vai raga. Ascolta, primo tempo buono, però non mi fido tanto. Non mi fido per niente di sto Porde. Attenzione. Cume è lento, cioè Cume è lento. Nessuna delle due parti può Gli allenamenti però li farò con calma in offline prima di cominciare la seconda live, perché così se no devo vederli bene. Lungo passaggio in avanti. Tentativo di allungare il Occhio, gioco. esce Viviano, bravissimo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è In che senso questo programma? La maglietta del Venezia? Beh, la maglietta penso di sì. Cioè la mod non credo. No, la smoke non lo so, sinceramente. Recoba. Vai Crondelli. Recoba. Ha già lasciato il segno oggi. C'è la palla lunga in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve il passaggio. Bravi. Beh, Obi l'acquisto azzeccatissimo, Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Ottima pressione. Stiamo giocando male nel secondo tempo, però siamo un po' adagiati sull'1-0. Pensavo di aver già chiuso la partita. Differenza minima tra le due compagini. Un'occasione potrebbe cambiare tutto. Vai Zucco. Recoba. Opta per il No, lancio qua ho lungo. sbagliato io. Scodella in avanti. Occhio ragazzini, perché... Zuccolini. Cosa fa il Zucco? Strizzolo. No vabbè, no, se prendo gol da assist di Strizzolo me ne vado. Viviano. Bravo Vivia, bravo cazzo. Crondelli non mi sta piacendo oggi. Molinaro lo vedo stanco. Grande salvataggio da parte Va del chiusa esterno sì. difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Sì, miracolo, veramente un miracolo pazzesco. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Aia, Il pallone spinge. aia, giusto, meritatissimo. Meritatissimo il pareggio. Hanno mostrato grande grinta e carattere. Adesso l'inerzia della Remolada ci purga, giusto così. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Scusate un attimo. Ok, abbiamo. Si ricomincia da una situazione di Abbiamo parità. veramente giocato malissimo nel secondo tempo, Rendono questa gara semplicemente fantastica. Vediamo se riusciamo a riportarcela a casa, ma la vedo duretta. Mettiamo anche la velocità di Edigno. Vabbè, inventiamoci il centrocampista, non abbiamo altre alternative. L'azione era partita Recoba non bene, posso non sono toglierlo. riusciti ad arrivare in area però. Palla riconquistata immediatamente. C'è la palla filtrante. No! Occasione. Mamma mia, sta dominando adesso il Pordenone. Che salvataggio da parte del portiere. Non c'è che dire, il portiere Lo so, ha per... reagito bene. No, ma so che è un buon giocatore, era anche un bel prospetto.
Longo. Firenze. Trattamento speciale per alcuni giocatori, vedo marcatura a uomo. Longo. Adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già Siamo il proprio calatissimi nome proprio nella sul ripresa, siamo Da stracalati. questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Ma la vedevo che la... Madonna, la vedevo che la partita non era semplice. Pallone lungo in verticale. Bravissimi, dai. Cerca l'uomo Dai, là crediamoci. Veneziano, vedere davanti. Coba. Palla filtrata per Recoba. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Voglio E proprio qua vedere che è soluzione d'obbligo adotterà. provarla con Alvaro. Il suo talento sui calci piazzati lo conosciamo. Mamma mia, non era brutta, raga, ve lo Ottimo assicuro. tentativo, ma non trova il gol. Ti prego, per Veneziano ci abbracciamo, dai. Attenzione! Palla di testa! Non Ha ci sprecato credo. per la verità una grande opportunità. Non ci credo. Le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Questo era gol. Non siamo molto fortunati, però. Bravo Michel, c'è ancora speranza. Firenze. Opportunità di ripartire. Si fa Non ci trovare voglio sulla traiettoria credere. e sventa un'azione rischiosa. Questo mi manca, queste cose qua. Peccato perché ci siamo risvegliati troppo tardi. Ancora, Non sembra madonna, riuscito a Michel, trovare lo ragazzi, è spiraglio giusto qualcosa di all'interno dell'area. illegale. La loro azione Vai sarà Longo. unica. La mette sulla sinistra. Prova ad andare via con eleganza. Vai. Trova il compagno. Recoba. Occhio al tiro. Sì! Recoba! Recoba! Che si dice? Sì! Le cose belle si fanno aspettare. Rubata palla agli avversari, sono stati Mamma mia, velocissimi grande a Recoba. ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Mamma mia. Recoba, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Grande Recobino. Sono in vantaggio, devono gestire in questi All'ultimo lunghissimi respiro. minuti finali. Ciao Zincaro. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Qualche istante e sarà tutto finito. La gioca in profondità. Prova con la palla lunga. No, mamma mia. E il portiere controlla senza Grande problemi. Recobino, grande Recobino. Sì. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara Guarda che senza belli, esclusione di guarda punti. che maglia, ragazzi. Guardate che roba. Una gara dai risvolti drammatici. Ciao Fabrizio Bianchini, Decisa ciao caro. solo nel recupero. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara Sentite i sembrava fischi del via. Pordenone, raga. Ed è che stiamo risalendo la china. La stiamo risalendo. Sbarro l'Empoli scatenato. Raga, direi di fare l'ultima. Sì. Obi Michel sontuoso. Trattativa. Dopo metà stagione cominceremo a vedere anche le altre squadre cosa combinano. No! No! Non ci credo. No! A novembre. 2 mesi fuori praticamente. Un mesetto fuori. Zio povero. Pesante questa, è pesantissima. Pesantissima, raga. Sì, mi è salita proprio la tristezza nel volto e nel culo. Vabbè. Lo so, Recoba purtroppo. Oh, siamo contro Nakata. Siamo contro Hidetoshi. Facciamo l'ultima per oggi, ma sono veneziano ancora in forma. Sono veramente deluso perché cazzo, nel momento migliore mi si va a spaccare, Dio santo. Beh. No, è giovane, è giovane. È giovanissimo. Tutti 19-20 anni c'hanno. Però avrà poca integrità e non ho cambiato i parametri delle leggende, ragazzi, quindi devono essere reali giocatori. Recoba è uno che si rompe, lo sappiamo. C'è un proverbio decisamente pessimista che dice:
Se Oh, il vedessi tacca. candele, il sole non Vai, tramonterebbe anche mai. senza recoba che lo A quanto vediamo al pare penso. invece oggi col meteo abbiamo avuto No, fortuna. ho messo la maglia del Il sole Venezia. splende alto nel Oh, cielo azzurro. l'infortunio di recoba mi ha Non fatto c'è mettere la nemmeno maglietta del ombra Venezia di ufficiale. Vabbè, un'alba. dai, stiamo Una per una volta con piacevole la maglietta brezza ufficiale, dai. rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di Speriamo non pallone. porti E sfortuna. come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente Una fantastica. botta veramente nel momento migliore è un peccato. Vabbè, dai. Cerchiamo di stare L'arbitro ha tranquilli giocato anche il se non tiro sarà alle semplice. tazze. Perdiamo il nostro miglior uomo. Ghiomber. Lungo pallone in avanti. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione Sì, irregolare. Caressa è veramente una roba. Ma perché cioè, non può dire le cose che che diceva una volta, Abate. perché adesso Caressa è diventato scandaloso nel fare le telecronache. Una volta era bravo. Dopo il mondiale, non so il perché, si è La rovinato. appoggia sulla fascia. La mette in mezzo. Cross non bellissimo. Madonna, Michel è qualcosa di incredibile. È proprio Mi Michelotto in sembra versione che stiano nera. puntando su Come questo Eyman e adesso. Digno. Senza dubbio. È tutto da Bellissimo. pensare. Longo. Penso che abbiano Longo. deciso di giocare. Colpisce verso la porta. No, cosa aveva E fatto colpisce Longo? il palo. Che palo di Longo. Grande Mamma mia, che salvataggio da palo. parte dell'estremo difensore. Ha fatto tutta la Ha fatto una perfezione. cosa strepitosa Dopo aver Longone. esibito un Palo intervento di sfortunatissimo. manuale. Ci siamo però, anche senza recoba. Cerca di fare avanzare i suoi Bisogna con stare un attenti pallone ai Detoshi. interessante. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Vai Crondelli, è un po' calato Crondelli, ma il suo lo fa sempre. Pelicioli. Niente gol né da Edigno, una parte né Edigno, dall'altra. Edigno. Occasione Peccato, da deve rete. fare lui le veci di recoba. Edigno. Edigno, grandissimo. Ha Veneziano, la possibilità di strepitoso. tiro. Gol. Si schiva come uno dei Gol. giocatori. Sì. Doveva Sì. solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo Grande libero. Kume. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. E il risultato si sblocca 1-0. Questo gol Grande li porta Kume, la in squadra sta vantaggio, cominciando ma a manca giocare, ancora molto tempo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Sì, stiamo carburando, sì, ragazzi. Guarda lì Ma quando il dinanzi Kume la alla freccetta limite. così, Sarà so rimessa cazzi, con le mani. Vai Abate. Prova l'incursione in avanti. Prova la giocata di fino. Bravo. Edigno. C'è il tiro. Mamma Edigno. Salvati dal palo. Bravo Edigno. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Bravo, bravo. No, Vedremo che se ecco, manca troveranno la recoba. porta con questa Vediamo punizione. chi è il migliore. La Lo devo difesa qui battere deve io. assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Non è proprio la stessa cosa. Abate. Il Zucco. Crondelli. Passaggio smarcante, attenzione al tiro. E Crondelli la mette. E Crondelli la mette. Sono già scappati. beh. Avversario in difficoltà. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe No, mai devo potuto ancora arrivare. giocare King con l'Ucraina, gioco domani. La gara sembra aver imboccato Il una Venezia vola direzione adesso. precisa dopo il Mamma mia, secondo gol. Crondelli, ragazzi, che La bel gol. inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Edigno. Ottimo disimpegno, fondamentale. Senza recoba 2-0, incredibile. Greco. C'è il lungo pallone in avanti. Ci mette il Ma fisico no, ragazzi, ma e con questo Mikel appoggio è l'idolo c'è l'opportunità per il indiscusso. contropiede. E Zucco. trova il compagno. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente Bravissimo Mikel. pericolosa. Tenta di calciare. Se lo meritava, ha fatto tiro con... Solo che da là, sì, non è Michelotto, solo Mauri può fare quei gol. Falzerano. Falzerano. Edigno. Il Zucco.
Veneziano purtroppo spalla la porta, fa fatica. Palla lunga a cercare Cioè in area è il bravo, ma difensore. fuori area. Veneziano deve stare solo in area. Falzerano. Rosi, pallone lungo in verticale. Primo tempo che si conclude dunque qui. Ok, buon primo tempo. Sulla prima frazione di gioco. Il Venezia ha tramortito gli avversari con un 1-2 letale. Ha approfittato del disorientamento della difesa dopo il primo gol per ripetersi e allungare subito dopo. Raga, sempre supporto, che la 2-0 squadra dunque alla c'è. fine di questa prima frazione. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi. Veneziano sono prova un già passaggio, decise. ma proprio i passaggi è l'ultima cosa che sa fare il Cume. Falzerano. Gioca una palla lunga. Lo hanno marcato molto Crondelli. bene, non si è potuto liberare. Ok. Dai Venezianone. Contrasto in scivolata. Questo è al limite. Intervento deciso. Questo è veramente al limite. Prova la soluzione in fascia. Bravissimo Deli. Un'entrata in scivolata da manuale. Felicioli la butta su per non perderla. Meglio così, dai Longo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Felicioli cerca il Felicioli. pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Decide di sfruttare la fascia. Bravissimo. L'avversario ha avuto la meglio. No, ma stiamo giocando, raga, stiamo giocando. Felicioli recupera un pallone importante. Peccato. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Decide di spedirla dall'altro lato. Iemmello riceve un'ottima apertura. Roba nostra. Mette la palla in avanti. Mamma mia che Qualche rischio. protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fuori. Sì, l'ex è vero. Hai ragione, c'è Falzerano l'ex. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Iemmello. Bravissimi, Non bravissimi. Vai Abate. Abate. La gioca in profondità. Iemmello. Non riesce a mantenere il possesso. Ottimo. Vai Zucco. Edigno. Cerca l'uomo là davanti. Stiamo veramente giocando Il un Venezia calcio ha tutto perfetto. l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi Abate. troppo. La qualificazione Vabbè, i sembra cross di sicura. Abate. Li conosciamo. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la Allora, squadra esce ne avrà Longo e beneficio. mettiamo Zigoni, proviamolo. Diamo un po' di riposo a Obi perché sennò Poretto muore. A questo di Abate, Fiordaliso. La maglietta diciamo ufficiale porta fortuna, scusate ragazzi, sono iniziato a ricambiarla, però ha portato bene per il momento. Insomma, se fanno 2 gol in 20 minuti vado a protestare a Bologna da Gai. Vai Firenze. Anche Zigoni fa il suo. E Veneziano punisce. Sì. 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 Un bel assist di Zigoni appena entrato e Veneziano punisce. The Punisher. Gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Però raga, al posto di vaneggiare, godete di questo Cume. Palla in avanti verso il compagno. Edigno lancia Zigoni. Mamma mia Edigno e mamma mia Zigoni. Incredibile, 4-0 senza il VAR. Gioco campione, la penultima per il momento. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo sperare che Mamma mia Zigoni, che gol. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Sì Lorenz, veramente, veramente, effettivamente ha mamma ripagato mia. il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Non me l'aspettavo proprio. Partita saldamente nelle loro mani. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno Crondelli. di approfittare per aumentare il loro bottino.
E Digno che ha giocato anche lui una grande partita, 2 Zigoni. assist se non erro. Vediamo se può Veneziano. capitalizzare. Zigoni sta rivelando il campioncino, segna pure Il Zigoni. portiere la spedisce su. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Veneziano quando segna cambia proprio, guarda che roba, guarda che roba. Per gli attaccanti oggi. La difesa Zigoni prova come a limitare Maradona, in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di saper segnare. Quando si è in tale stato di forma è naturale ricevere un trattamento speciale dalla difesa No, il avversaria. buco. Palla di nuovo verso il centro. Roba nostra, Nakata mai visto, eh? Zigoni di testa la prende, no. Greco. Palla Anche Digno mi è riconquistata piaciuto. immediatamente. Purtroppo l'infortunio di Recoba È tutto. mi dispiace, ma un Venezia sontuoso. Chiudiamo la live al meglio. Dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Invece la tua analisi di questa gara con la Lupa. Mamma mia. Lei è un gran Venezia. E saliamo al 6° posto. Siamo a -6 dall'Empoli che sta giocando un buon calcio. Cazzo. Benissimo o pienissimo, sempre a voi la scelta. Adesso siamo contro Venezia spettacolare. Ok, va bene. No, guarda che bello che è veneziano. Boh, salviamo. Adesso vengo a dare un saluto a voi in Discord e poi vado un po' a riposarmi. Salva. Insomma, che 2 salvataggi, che è meglio. Ok. Ma siamo già a novembre, megoglioni. Oh, ma siamo andati avanti parecchio oggi, eh? Bene. Penso che domani sarà una live, non so se pomeriggio o sera, vedremo, insomma. Dai, comunque, bene, bene. Sono contento, ragazzi, siamo stati veramente in tanti per essere la prima live dopo tanto tempo e niente, alla fine PES è proprio il mio gioco in live, c'è poco da fare. Arakan, poi e Beckenbauer. Aspetta, vediamo. Non si può vedere però, vabbè. Niente raga, ragazzi un saluto, sono contento insomma che ci siamo ritrovati qua in live con una media di 35 persone, siamo arrivati anche a 40, pazzesco. E niente, un saluto dal Comodone Veneziano, alla prossima, un abbraccione. Ciao! Ma dove cazzo sta?